L'originalità del progetto è quello di aver pensato e saputo realizzare concretamente l'unione di più fragilità, metterle assieme attraverso un progetto comune che fa bene a tutti, e questo crea ulteriore valore aggiunto a quello che già i servizi offrono durante tutto l'anno per le singole realtà. Va sul territorio attraverso quel linguaggio universale che è quello della cultura, con delle opere straordinarie, di grande pregio, ma che dietro hanno un significato sociale e di benessere sia delle persone che hanno potuto usufruire di questi progetti, ma anche delle loro famiglie, quindi anche dei caregiver, e quindi della comunità intera. Il progetto si chiama Anna, che prende il nome da una persona a me cara, recentemente scomparsa, e parla dell'unione di due fragilità che sono la disabilità e il decadimento cognitivo. Il progetto viene sviluppato in quel di Vittorio Veneto, un progetto pilota recensito anche a livello nazionale come il primo, e vede l'unione appunto di queste due fragilità per la prima volta in maniera compiuta, che si danno e si donano nella realizzazione di diverse opere artistiche. È un progetto che coinvolge una quindicina di persone con disabilità, una decina di persone con demenza cognitiva e circa una ventina tra operatori volontari. E consta di vari laboratori, tra cui quello più importante è quello artistico. L'obiettivo è realizzare delle opere coinvolgendo le persone, facendo in modo che si aiutino a vicenda, per cui ci sia aiuto reciproco, e queste opere poi possano essere esposte nel territorio per testimoniare la possibilità di essere protagonisti attivi da parte delle persone fragili. Il laboratorio ha una quindicina di persone, tutte con una certa disabilità, anche disabilità cognitiva, e ogni partecipante ha potuto lavorare e avere il piacere di far parte dell'opera. Chi con del cuoio, chi con della corda, chi con delle lane, ognuno ha messo qualcosa di suo. L'opera rappresenta il mare ed è fatta con tantissimo materiale, legno, che è stato carteggiato dai partecipanti del laboratorio, carteggiato, colorato, applicato e assemblato con tutti loro, e per definire questo sogno e questo mare che è nostro, insomma, ecco.